Con l'alzabandiera ha avuto avvio ufficiale la 91esima adunata nazionale degli alpini. A Trento si sono ritrovate migliaia di penne nere da tutto il Veneto, dal Vicentino e da tutta Italia. Un'occasione, l'adunata, per mantenere alti quei valori che sono propri del corpo, che oggi va molto oltre l'aspetto militare, come ricordano anche i vicentini stessi. Intanto tengono vivo anche la società, si specializzano, diciamo, in dare una mano nei campi più vari. Sono per la vita di tutti i giorni e sono persone semplici, buone, pulite. Sono l'emblema dell'italiano che ha combattuto per lo Stato, per la patria, per noi. Quindi va benissimo come sono. È un valore ancora forte. Fortissimo. Penso che il valore dell'alpino sia per sempre. È giusto che rimanga. Sono persone che ci tengono non solo alla divisa, ma quello che hanno vissuto un periodo molto difficile, oppure chi sta vivendo un'esperienza di questo tipo, quindi è un valore aggiunto. Il messaggio del Presidente nazionale degli Alpini è in alto i cuori, nel senso che veramente, come è il motto della Dunata di quest'anno, per gli alpini non esiste l'impossibile. Lo abbiamo dimostrato, lo continueremo sicuramente a dimostrarlo.